2008. Si raccomanda la massima cura e attenzione per rendere sicura la permanenza di detta preziosa reliquia. Possa Sant'Agnese riempire i cuori dei procedesi di tanto amore verso il Signore e dare conforto spirituale e materiale a quanti la invocheranno durante la sua permanenza in quella terra. Con sentimenti di amicizia verso il popolo di Proceno si augura ogni bene nel Signore. Padre Marco Maria Baron, OB, superiore, e per accettazione Don Mario Prizzi, Papa. Così vestito che te lo riconosco. Solo stata la bassa. Allora, per accettazione dal convento di Sant'Agnese Montepulciano, 13 agosto 2008. Ora si firma. Del mare e fatti uscire per camminare verso la terra promessa. Ti ringraziamo, Signore, per la tua presenza in mezzo al tuo popolo, come cibo e bevanda che fortificano e rincuorano lungo il cammino. Ti invochiamo, Spirito Santo, effuso su tutti i credenti. Sostieni i figli di Dio con la tua luce e dona forza e coraggio. Ti chiediamo, per intercessione di Sant'Agnese, che colma d'amore per te, si incamminò verso Proceno per dare sollievo spirituale e materiale ai suoi fratelli nella fede, di benedire quanti parteciperanno a questo cammino di fede. Fa che la loro fatica diventi sorgente di nuova adesione alla tua volontà e diventino coraggiosi testimoni del lavoro infinito che hai verso tutti gli uomini. Possano sperimentare la gioia della tua paternità e rendere grazie per i tuoi immensi doni. Ti supplichiamo, Dio Onnipotente, fa che la sosta della preziosa reliquia della crocellina che Sant'Agnese ebbe dal bambino Gesù porti pace, serenità e conforto, in modo particolare ai sofferenti nel corpo e nello spirito, agli anziani, alle famiglie, alle giovani generazioni, ai bambini, e riempie di energia apostolica il parroco e i suoi collaboratori. Possa la sua presenza in questa porzione del gregge del Signore contribuire a rendere maggiore gloria a te, che sei la pienezza della vita. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Amen.
sarà per un'altra volta la sua visita a Procino. Un grazie a tutti voi che vi siete, sia la Croce Rossa, tutti comunque quelli che hanno dato il loro contributo a questa bella manifestazione che, come successe per 25 anni fa, sicuramente rimarrà nella memoria del nostro popolo. Un augurio, ecco, che tutto si svolga nel migliore dei modi, con prudenza e calma, e ci vediamo alle